Signori all'ascolto, bentrovati nei nostri studi per una nuova puntata del Buonasera che questa sera si sposta a Casarza Ligure, o meglio i protagonisti istituzionalmente parlando di Casarza Ligure ci hanno raggiunto nei nostri studi. Siamo con il sindaco Giovanni Stagnarro di Casarza Ligure, con Claudio Muzzo, consigliere comunale a Casarza Ligure, nonché consigliere regionale, lo conosciamo, e con Stefano Valle, che è invece responsabile della Dox Lanterna, ovvero la società che sta gestendo attualmente da alcuni anni in questa parte il servizio di raccolta rifiuti per la Val Petronio. E questa sera parleremo di Casarza. Perché? Perché dopo un paio di anni con un sistema di differenziata particolare, parte da lunedì prossimo il nuovo sistema di raccolta differenziata. Avrà particolarità che andremo ad analizzare nel corso di questa serata. Anzi, per chi ci sta seguendo da casa, per i residenti del comune di Casarza, l'invito è anche quello di approfittare di questo spazio per porre domande ai nostri ospiti in studio. Vi ricordo il nostro numero di telefono via WhatsApp, il 320 38 56 000. Prima di passare alle domande però vi proponiamo un video che l'amministrazione ha realizzato mettendosi anche in gioco, facendo anche da attori. Sindaco, è stato un modo per far vedere che comunque questo tema interessa tutta la cittadinanza, e anche il primo cittadino e i consiglieri in questo caso danno l'esempio, giusto? Sì, voglio dire che questo video è stato realizzato da noi perché abbiamo voluto veramente metterci in gioco, essendo questo argomento un argomento che tocca tutta la collettività. Voglio dirlo anche qui come dato di fatto: è stato autofinanziato dal gruppo consigliere di maggioranza, per cui non ha pesato sulle casse del comune. Vi invito a vederlo. Lo vediamo. Quindi bisogna dare l'esempio in prima persona. Vediamo questo video. Dal 16 aprile verrà avviato su tutto il territorio comunale il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Il progetto si pone da un lato l'obiettivo di raggiungere le percentuali di raccolta differenziata imposte dalla normativa europea, dall'altro di sensibilizzare sempre più i cittadini sull'attuale tema dei rifiuti e dell'ambiente. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa cambierà. I non residenti non potranno più conferire nelle isole ecologiche del comune. Le isole, che saranno condominiali e di prossimità per le case indipendenti, saranno chiuse con apposita chiave. Il ritiro dei rifiuti seguirà un calendario di raccolta. Sarà importante per il benessere olfattivo e visivo di tutti non conferire in maniera incontrollata, ma rispettare il più possibile le giornate di ritiro. Per migliorare la qualità del rifiuto conferito verranno consegnati sacchetti codificati. L'ambiente è un bene comune, è nostro dovere preservarlo. Vi ringraziamo fin d'ora per il vostro impegno. Ecco, abbiamo visto alcune scene anche simpatiche, divertenti di questo video. Sindaco, in questi giorni si sta distribuendo i kit alla popolazione. Come sta andando? La gente ha risposto all'appello comunque di iniziare questo nuovo cammino? Sì, sta andando molto bene, ma è iniziata bene anche sono le giornate informative che abbiamo fatto a Villa Sottani, dove c'è stata un'altissima partecipazione che dimostra che la nostra cittadinanza, come al solito, è molto sensibile al tema dell'ambiente. Sì, abbiamo iniziato questo percorso virtuoso un po' di anni fa e ora vogliamo portarlo a termine, ottenendo quella percentuale prevista dalla legge, ma non solo prevista dalla legge, è una percentuale che ci consentirà anche di avere un risparmio futuro per le tasche dei cittadini. Puntiamo almeno al 65%, che è l'obbligo che abbiamo, e poi vedremo cosa riusciremo a fare. Quello che voglio dire ai cittadini è che questo è sia un impegno che dobbiamo fare proprio per il rispetto della nostra Casarza e dell'ambiente, ma anche perché dobbiamo cercare di evitare delle sanzioni che stanno per arrivare. Tanti comuni della Liguria le stanno prendendo, cito il caso di Genova che ha preso in quest'anno circa 400.000 euro di sanzione, che poi va a ricadere su tutte le tasche dei cittadini, perché il principio della Tari, della tassa sui rifiuti, è che deve essere pagata e spalmata su tutti gli utenti. Quindi chiediamo un piccolo sforzo in più, perché poi non cambieranno granché le abitudini dei nostri cittadini, per ottenere un maggiore
risultato. Ecco, da quanto partiamo? Lo chiediamo a Stefano Valle, che è il responsabile della Docs Lanterna, qual è la base da cui Casarza parte? Dunque, attualmente la percentuale di raccolta differenziata si attesta sul 50%. Per poter raggiungere questi obiettivi di cui parlava il Sindaco ci siamo dati disponibili per attuare una modifica al servizio che chiaramente interessa la popolazione in primis e alla quale noi chiediamo un contributo fattivo. Come vedete nelle immagini abbiamo predisposto dei kit per cui la raccolta e la differenziata parte proprio da casa. I cittadini avranno delle dotazioni stimate per 12 mesi che vengono date sia per il rifiuto organico che per il rifiuto secco indifferenziato e per la plastica. Questa differenziata che parte da casa ecco, non è un porta a porta ma di prossimità, voi tenete a sottolineare questo, perché? Esatto, avrà poi il suo culmine nel conferimento nella batteria condominiale o di prossimità. È stata fatta questa scelta in accordo con l'amministrazione per agevolare al massimo la popolazione. Le batterie di prossimità si troveranno dislocate su tutto il territorio. Chiaramente non troveremo più la classica postazione stradale, ne avevamo circa 130 dislocate nel territorio, cassonetti tradizionali di grande volumetria. Oggi ne avremo circa 250 di prossimità o addirittura proprio condominiale. Questo agevola l'utente, lo responsabilizza, abbiamo visto anche nel video verranno consegnate delle chiavi. Ecco, ci sono le chiavi. E quindi il condominio, il cittadino sarà tranquillo perché non ci saranno dei conferimenti impropri in questo senso. Noi vigileremo chiaramente con l'aiuto dell'amministrazione e siamo convinti che questo sistema riuscirà a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti tutti insieme. Ecco, poi andremo a vedere magari anche il singolo sacchetto, come viene utilizzato i giorni di raccolta, ma sottolineare un fatto che Casarza ha vissuto in questi anni, comunque il fenomeno dell'abbandono del transito di chi veniva a depositare i rifiuti proprio nelle isole, nei cassonetti del comune. Con questo sistema non dovrebbe più succedere, Muzio? Ma io mi auguro che non succeda più. È chiaro che con comuni vicini che hanno adottato sistemi che io definirei coercitivi, lo sfogo per i cittadini che non volevano adempiere a certi comportamenti è stato quello di portare i rifiuti dove con comodità si potevano conferire, quindi nel comune vicino e quindi a Casarza. Teniamo presente un dato che un tempo il costo dello smaltimento dei rifiuti, del trattamento dei rifiuti, veniva finanziato con la tassa in una percentuale del 50%, il resto invece veniva finanziato attraverso la fiscalità generale del comune. E oggi invece la norma impone che tutto il servizio sia a carico degli utenti, per cui è di tutta evidenza che i cittadini di Casarza vogliono correttamente pagare i rifiuti, il trattamento dei rifiuti che loro producono, ma non si vogliono far carico del costo dei rifiuti che vengono prodotti in altro comune. Ma al di là di questo c'è un aspetto anche ambientale che va sottolineato, e cioè il tema dei rifiuti è un tema di tutti. Bisogna che questa cultura che sta maturando e questa sensibilità che attraverso un lavoro fatto nel corso degli anni appunto è venuta fuori, aumenti sempre di più, lavorare con le scuole, cercare di far sì che questi nuovi sistemi, che peraltro dal mio punto di vista non saranno impattanti come lo sono stati alcuni altri servizi, senza voler per questo criticare le scelte di altri comuni, è bene che questi servizi possano dare il risultato che la legge ci impone, insomma. Ecco, vedremo, ci sarà comunque un periodo di sperimentazione, Sindaco? Sì. Ci sarà un periodo di sperimentazione, il 16 lunedì iniziamo e lo voglio dire ai cittadini di non stare a preoccuparsi perché non sarà il giorno diciamo, definitivo nella quale inizierà e finirà un servizio e ne inizierà un altro. Ci sarà un periodo di transizione nel quale siamo anche disponibili, lo abbiamo fatto in questi giorni perché siamo stati presenti e lo saremo per la consegna dei kit. Sì, vedevamo le immagini, faceva riferimento al comune dove si sta dove si stanno svolgendo, ricordo, domani dalle 9:30 alle 16:30 fino a sabato, ma anche la settimana prossima. Quindi in un primo periodo cercheremo anche di trovare delle migliorie, se dovranno
dovranno esserci, quindi abbiamo già visto alcune cose e siamo disponibili a quindi trovare anche delle soluzioni alternative. Per i condomini voglio dire di rivolgersi all'amministratore di condominio che verrà in comune e porterà le proprie istanze, per cui lo spostamento fisico dell'isola da una parte all'altra non comporta delle difficoltà enormi. E secondo me l'importante è che il cittadino che faceva bene la differenziata non è che cambierà le abitudini, anzi avrà un'isola ancora più vicina a casa, controllata. Metteremo una chiave, quindi cercheremo di scongiurare, come abbiamo detto, l'abbandono dai comuni limitrofi e faremo in modo quindi di aumentare la percentuale. Inoltre volevo anche fare veramente un grosso ringraziamento, oltre alla ditta che comunque fa il suo lavoro, ma a tutti i dipendenti comunali, all'assessore all'ambiente Rovai, ai tecnici, perché è veramente stato fatto un lavoro di concertazione, di dialogo, che in queste fasi è molto difficile, perché tante volte ho visto anche altri comuni, il sindaco fa un'ordinanza, stabilisce che si deve cambiare sistema, fa mettere i cassonetti in certi posti, è finita lì. No, noi abbiamo cercato di coinvolgere la popolazione, ora vedremo i risultati. Un dialogo che continua. Un dialogo che continua e continuerà anche nel futuro. Questo un po' è il messaggio che voglio dare, nel senso non è che abbiamo definito ora totalmente il sistema, abbiamo iniziato un percorso di cambiamento che secondo noi potrà ottenere degli ottimi risultati. Diciamo che è stato cucito un vestito per Casarza, in questo caso parlando di raccolta differenziata. E l'obiettivo, lo dicevo prima con il dottor Valle, è quello di creare un po' una situazione di singolarità, riuscire a ottenere dei risultati grandi senza passare al porta a porta, che ha comportato magari dei boom, dei record, però poi ha comportato anche per il cittadino delle grosse difficoltà, sia dal punto di vista del cambio delle abitudini, diventa anche un peso fare la raccolta differenziata. Quando diventa un peso quello di andare a buttare la spazzatura, veramente l'amministrazione diventa un sistema che non funziona più. Quindi noi cerchiamo di cambiare un poco le abitudini della gente, ottenendo degli ottimi risultati. Ecco, Muzio prima parlava di costi di questo servizio, Sindaco, aumenteranno, c'è stato comunque l'investimento iniziale da parte delle... Però abbiamo fatto un sistema secondo noi abbastanza giusto, nel senso che abbiamo spalmato questo investimento negli anni, per cui i cittadini non si troveranno quest'anno un aumento considerevole della tassa della spazzatura. Lo dico chiaramente perché è giusto dire la verità, passiamo dall'1 al 2% di aumento, questo è per le utenze domestiche. Crediamo che nei prossimi anni, col principio del fatto che aumenteremo la differenziata, quindi conferiremo di meno i rifiuti in discarica, per cui dovremo cercare di avere anche una diminuzione, logicamente in prospettiva perché è un sistema che inizia, ottenendo però anche dall'altra parte la possibilità di accedere a finanziamenti regionali, perché c'è la possibilità che si riesce a ottenere il risultato, di poter accedere a dei finanziamenti e soprattutto non incorrere in sanzioni, perché quelle, lo ripeto, ricadono e ricaderanno proprio in maniera diciamo automatica per i comuni che non raggiungeranno l'obiettivo previsto dalla legge. Ecco, parlavamo finora di utenze private, c'è anche un sistema che interessa i commercianti, la zona commerciale del centro, dove si insistono comunque la maggior parte delle attività. Poi parleremo anche delle frazioni, c'è stata proprio anche la cartina. Per loro, per le attività commerciali, dottor Valle, cosa cambia? Allora, abbiamo pensato naturalmente alle attività commerciali, hanno una doppia importanza, sono importanti perché spesso producono quantitativi molto significativi di rifiuto. Abbiamo avuto degli incontri formativi e informativi proprio dedicati per questo tipo di utenze, le abbiamo censite, sono circa 110 e ci siamo dedicati a ogni utenza, perché chiaramente un esercente ha delle necessità che sono diverse da quelle che può avere un'impresa. Esatto. Le dotazioni sono studiate e saranno consegnate singolarmente per ogni esercente, quindi non vi preoccupate, li abbiamo trattati in modo puntuale e adatto alle loro esigenze. Anche per loro abbiamo previsto un calendario, chiaramente con delle frequenze differenti rispetto a quelle delle utenze domestiche, e abbiamo già riscontrato una collaborazione fattiva da parte di queste utenze. Gli orari di ritiro saranno identici sia per commercianti che per cittadini privati, o ci saranno diversità anche di quello? C'è differenza di orari e differenza di giorni. Noi abbiamo dato calendari a ogni utente proprio per informarlo sotto questo punto di vista. Ad ogni modo siamo a disposizione con il numero verde che è attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 15, lo ricordo, 800 352 650,
quindi per qualsiasi necessità Dox Lanterna è a disposizione. Tra l'altro risponde proprio una operatrice di Casarza, quindi conosce il territorio e sa come comportarsi. Muzio, dicevamo che l'obiettivo è del 65%, dove scattano i premi e non le multe per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche. Voi partivate da una percentuale molto più bassa, nel 2014 con l'ingresso della gara tra i 4 comuni della Valpetronia ha fatto già partire qualcosa, adesso si cerca di andare oltre, però arrivavate da una situazione non così rosea come quella di oggi. Beh, erano anni diversi, forse questa coscienza ambientale che è maturata nel corso di questi ultimi periodi non c'era, però il dato era francamente molto deludente, perché nel 2008 la percentuale raggiunta dal comune di Casarza Ligure, io non ero ancora sindaco, lo sono diventato nel 2009, era del 27%. Ricordo che portavamo a Scarpino in allora 2.500 tonnellate di rifiuti indifferenziati ad un costo di 170-180 euro a tonnellata. È facile fare i conti di quanti soldi si buttavano nella spazzatura. Noi abbiamo avuto un'intuizione in allora che è stata quella di addivenire al compostaggio dell'umido, che rappresenta la frazione più pesante del rifiuto, l'organico, no? Gli avanzi di cibo, insomma questo materiale, attraverso una distribuzione progressiva di compostiere private a chi aveva un terreno o un giardino. Il beneficio per l'utente era economico, con uno sconto del 10% sulla TARSU, allora si chiamava tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, e nel contempo il beneficio era anche per l'ente, che riceveva un quantitativo di rifiuti a smaltire molto minore. Compostieri ci sono ancora su questo sistema? Ne abbiamo distribuito 1000. Allora, quindi sostanzialmente una compostiera ogni 3 utenti, quindi parliamo di un numero molto rilevante. I risultati sono arrivati subito. Io devo ricordare, lo voglio fare, il lavoro fatto in allora dall'assessore Roberto Musso, che purtroppo è scomparso, assessore all'ambiente. Ricordo che noi dovevamo controllare i cassonetti personalmente, e gli operatori del comune che portavano la spazzatura a Scarpino tutte le mattine ci dovevano relazionare con i chilogrammi che conferivano. Abbiamo monitorato la situazione con gli strumenti che c'erano in allora, e nel 2011 abbiamo anche conseguito il premio come comune riciclone Casarza Ligure, avendo raggiunto la percentuale che in allora era prevista dalla legge del 45%. Quindi in brevissimo tempo siamo passati dal 27 al 45%, quasi il 20% di percentuale di aumento, un risultato rilevante, e poi col tempo si è arrivati ad una percentuale che è quella sostanzialmente attuale, penalizzata un po' da questo conferimento che viene dall'esterno, perché l'obiettivo nostro, come diceva giustamente il sindaco, è stato sempre quello di conseguire il risultato migliore possibile, cercando di dare il minor disagio possibile. Questo adesso, questo percorso continua con questa scelta che la Giunta ha fatto, e io sono convinto che arriveremo ad un buon risultato. Qualcuno dice che siamo forse arrivati in ritardo a fare questo passo. Io invece sono convinto del contrario, perché l'esperienza che abbiamo maturato e le percentuali raggiunte del 53%, quindi molto rilevante, con la raccolta di prossimità, ci hanno consentito di fare uno sforzo adesso a misura delle persone. Di educazione, nel senso, una cosa progressiva, che adesso diciamo non si trovano impreparati i cittadini in questo caso di Casarza. Tra l'altro anche il vicino Sestelevante comune, sempre il servizio gestito dalla Dox Lanterna, comunque sta dando risultati positivi, per cui vi siete affidati comunque nell'appalto ad una realtà che i numeri... Diciamo però cucito su misura, perché esatto, comunque è stato un pochino più... E per quanto riguarda il compostaggio comunque continua, anche in questo caso chi volesse avere le compostiere può rivolgersi al comune, e c'è anche il discorso dell'ecocentro, c'è un numero verde, non so chi vuole, come funziona, perché ingombranti, pannolini, pannoloni, affrontiamo in questi ultimi 5 minuti anche le cose più pratiche. Assolutamente sì, parliamo di servizi dedicati. Chiaramente
ci sono delle realtà che presentano criticità, sicuramente chi ha pannolini e pannoloni non può attendere la frequenza che abbiamo previsto per il rifiuto indifferenziato. Per queste utenze abbiamo previsto un servizio dedicato a chiamata, si chiama il numero verde, ci si registra, ci si identifica, noi forniamo una dotazione adatta per il conferimento di questo tipo di rifiuto e abbiamo un giro, una raccolta dedicata. Lo stesso avviene per i rifiuti verdi e per lo sfalcio dell'erba chiaramente, e per i rifiuti ingombranti. Anche in questo caso vi invitiamo a contattarci e ad esporre poi il rifiuto quando vi sarà indicato. Ancora di più si può fare con il centro di raccolta di Bargone, è un centro di raccolta che già era attivo in passato. Oggi... E questo è a servizio di tutti i 4 comuni della Val Petronio? Esatto, è aperto al cittadino e permette di conferire quelle tipologie di rifiuti che non possono essere conferiti nelle dotazioni condominiali o di prossimità. Quindi vi invitiamo a frequentarlo perché sicuramente aiuta ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Il discorso anche del ritiro per gli ingombranti, per lavatrici, elettrodomestici, quant'altro, c'è chi non può portarli all'ecocentro, può avvalersi di questo servizio dedicato a chiamata. E su tutti i servizi lo voglio dire gratuiti, nel senso che non è che vengono applicati dei sovrapprezzi, per cui invito anche i cittadini che abbiamo una realtà di orti e giardini di fare la richiesta per gli sfalci e coloro che hanno necessità familiari, pannolini e pannoloni, di fare la richiesta, gli ingombranti, chiamare il numero verde, è semplice. È una cosa che può essere attivata settimanalmente o tutte le volte bisogna chiamare? Come funziona in questo caso? Per il verde viene dato un bidone che viene lasciato a casa, idem per i pannolini e pannoloni, ci sono le giornate per i pannolini e pannoloni. Comunque l'utente deve chiamare per prenotare il numero verde, certo. Tra l'altro adesso lo tengo in mano, c'è tra il materiale che viene consegnato c'è anche questo calendario, sì, che appunto descrive le diverse tipologie. Ci sono 2 zone per quanto riguarda il ritiro, tra l'altro la regia Stefano ci faceva vedere anche delle cartine, delle mappe, proviamo magari anche a spiegarle velocemente in questi ultimi minuti. Sono state proprio studiate, quello che dicevamo, che lei diceva allora, Sindaco, è una zona, certo. La misura è stato fatto su misura il servizio e vediamo delle zone rosse, verdi, sì, perfetto. Cosa... Abbiamo qua la zona di Francolano, ci sono le zone rosse che sono le isole. Che non sono isondabili, non c'entra niente. Zona rossa per dividere i colori, per intendere isole di prossimità e isole condominiali. Quelle verdi sono isole condominiali, c'è la C è chiaro, quindi riguardano delle utenze condominiali di un condominio, lo vediamo. Quelle rosse sono isole di prossimità che possono essere considerati da una parte dei condomini, entrambi i condomini orizzontali, condomini verticali, per cui avremo un sistema in cui verranno a conferire in determinate isole solo un numero definito di persone, in modo tale da avere maggiori controlli e anche un maggior sistema, un minor quantitativo di rifiuto, perché abbiamo detto che le isole sono aumentate, per cui conferiranno di meno e quindi le isole sono più piccole. Con questo sistema crediamo di ottimizzare la resa e quindi ottenere degli ottimi risultati. Per le frazioni abbiamo poi anche una slide che riguarda la frazione di Bargone, non so se riuscite a farla vedere, che è questa. Più o meno la situazione rimane la stessa, perché le isole erano dislocate, erano messe abbastanza correttamente, abbiamo forse modificato qualcosina, però rimarranno pressoché le stesse. Anche qui ci sarà una chiave e l'utente della frazione potrà conferire, come faceva prima, all'interno dei bidoni il proprio rifiuto differenziato, quindi per le frazioni addirittura il sistema è pressoché identico a quello precedente. Ecco, vedevamo anche nel vostro promo, nello spot, che i sacchetti sono numerati, è una questione identificativa, non del contenuto, ma comunque per capire se c'è un corretto conferimento all'interno del sacchetto. Certamente abbiamo optato per questa soluzione, già testata in molte altre realtà. Il sacchetto codificato permette 2 cose: innanzitutto di assegnare a un utente ben definito una dotazione che rimane sua per tutto il periodo in cui ne fa uso. Una cosa, la chiave apre solo quel cassonetto, nel senso che chi ha una chiave non può andare a aprire l'insieme dei cassonetti ed è univoca? Assolutamente sì, ne basta una per aprire tutti i contenitori. I sacchetti sono codificati, quindi invitiamo la popolazione a conferire correttamente il rifiuto nel sacchetto, come è stato indicato anche negli incontri informativi.
verranno svolti diciamo, dei controlli a campione, perché chiaramente è nostra intenzione agevolare il cittadino, ma allo stesso tempo verificare che tutto ecco, mi ero tenuto questa domanda per la conclusione, mancano 30 secondi. Chi è che mi risponde sui controlli? Ci saranno anche comunque penso degli avvisi, multe? Allora, i controlli, rispondo io, ma in modo molto semplice. I controlli tanto avvengono già, ci sono personale, ho fatto un'ordinanza, oltre ai vigili urbani, quindi alla polizia municipale, ci sono gli ecovigili che fanno un servizio di ausiliari, quindi alla polizia municipale, che vanno sul territorio e controllano. Però voglio dire questo ai cittadini, ora non siamo lì con, voglio dire, diciamo, sbucati dal cassonetto. Certo. Faremo un sistema che qui graduale, avremo anche degli avvisi che metteremo, il cartellino giallo che si usa anche nelle partite di calcio, quindi daremo i cartellini gialli quando occorrerà, ma in modo molto tranquillo inizialmente. Dove ci saranno dei problemi poi interverremo, poi essendo isole molto raggruppate è anche facile il controllo, ma noi vogliamo punire, questo lo dico chiaramente, attraverso videosorveglianza, fototrappole, polizia municipale, i conferimenti che vengono da fuori comune. Lì saremo intransigenti, perché crediamo che i nostri cittadini sono già ben educati nella raccolta differenziata, per cui la potranno fare ancora meglio. Noi vogliamo punire coloro che abbandonano i rifiuti e vengono da fuori, non soltanto nelle isole, ma dobbiamo punirli anche nel nostro bellissimo ambiente, perché troviamo rifiuti nei boschi, vicino alle strade. Questa cosa qua non si può più accettare. Devo dire anche la grande collaborazione dell'ex forestale, ora carabinieri forestali, che stanno svolgendo un ottimo lavoro, e sono state elevate anche delle sanzioni pesanti a Casalzaligo, e c'è anche un reato penale per l'abbandono del rifiuto, quindi io lo voglio dire, su quello saremo intransigenti. Grazie Sindaco. Giovanni Stagnaro, sindaco di Casarza Ligure, a Claudio Muzio, consigliere comunale di Casarza e consigliere regionale, e a Stefano Valle, che è il responsabile della Docs Lanterna, e soprattutto in bocca al lupo per l'inizio di questo nuovo servizio di raccolta di prossimità. In bocca al lupo a tutti i cittadini di Casarza Ligure. Si conclude questa edizione del Buonasera, grazie e ci vediamo settimana prossima.